Buonasera a tutti, sono Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, e stasera siamo qui per il nostro terzo incontro della webserie derivata dalla partnership con la community social Mamma di Merda, che abbiamo avviato appunto in queste ultime settimane con l'obiettivo di parlare di genitorialità, le complessità, ambivalenze, difficoltà della genitorialità in maniera un pochino più informale di quanto si faccia di solito in un convegno, ma cercando di portare i contenuti anche tecnici, anche gli spunti che ne possono derivare in maniera molto rigorosa. E questo lo facciamo attraverso questo mix che vi proponiamo ogni sera in cui ci incontriamo, con Sara e Francesca, che sono un po' le due autrici, come abbiamo detto prima, ironicamente le guide spirituali di MDM, del blog, di tutte le attività social di Mamma di Merda, e con la stasera professoressa Alessandra Simonelli, che è la nostra ospite della serata. Professoressa Alessandra Simonelli, che è psicologa nota nel contesto appunto professionale di chi si occupa di psicologia dello sviluppo, di psicologia della famiglia, di psicopatologia dello sviluppo, di tutte quelle che sono le nuove configurazioni anche dei sistemi familiari e di come questi impattano sui minori. Alessandra Simonelli è tra l'altro insomma un po' un'autorità, è la direttrice del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Quindi potremmo dire che stasera abbiamo con noi la direttrice del più grande Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo d'Italia, se non d'Europa, e quindi insomma siamo abbastanza onorati, e Alessandra ti ringraziamo molto per la tua presenza. Quindi, Sara, Francesca, stasera abbiamo una serata impegnativa da affrontare con un ospite come Alessandra. Direi che, insomma, avremo di cose interessanti da condividere con lei. Il tema della serata che abbiamo deciso di sviluppare con Alessandra è il tema dei nuovi sistemi familiari. Abbiamo dedicato una serata ad approfondire ogni serata un tema diverso. Stasera abbiamo deciso di affrontare un tema di cui Alessandra Simonelli è esperta, è quello delle dinamiche dei nuovi sistemi familiari, perché noi abbiamo parlato di genitorialità in generale, di genitorialità e ruoli educativi, e però dobbiamo anche affrontare alcuni aspetti che sicuramente Sara e Francesca vedono spesso riflettersi ed emergere negli spazi social, e cioè quello di che cosa significa essere genitore in un contesto in cui i modelli tradizionali di genitorialità, pensati e introiettati da tutti noi, anche nelle rappresentazioni mediatiche, sembrano spesso essere ormai relativi, purtroppo, o per fortuna, o quello che è, insomma, senza entrare nel merito della valutazione, però sembrano essere relativi a una realtà di alcuni decenni fa. In questi ultimi decenni sono cambiate tantissime cose, ci sono famiglie monogenitoriali, ci sono mamme single, ci sono dinamiche diverse nei nuclei familiari che forse fino a qualche anno fa non esistevano. Io lancio proprio subito una prima palla, di solito le lanciamo a Sara e Francesca, ma io vorrei proprio lanciarla subito ad Alessandra, perché io stasera, proprio spiazzando un attimino la nostra abitudine, la nostra consuetudine, perché molto spesso io mi ritrovo a vedere o confrontarmi con situazioni che non esistevano, o quantomeno erano solo accennate nei manuali di psicologia dello sviluppo, di psicologia della famiglia, su cui ho studiato qualche anno fa. E non è che ho studiato tantissimi anni fa, non proprio 2 o 3 anni fa, ahimè, ma Alessandra, io mi sono, penso, immatricolato quando tu ti laureavi, una cosa di questo tipo. Quindi, insomma, non stiamo parlando di epoche troppo lontane, in fondo siamo giovanissimi dentro. Infatti, anche Certo, fuori. anche fuori, esatto. E questa è la prima palla che ti alzo e ti lancio, Alessandra. Evoluzione dei modelli familiari, dei modelli di genitorialità. Qual è la riflessione iniziale che tu ci porteresti su questo tema? Ma allora, beh, mi vien da dire una prima cosa, che, quando abbiamo un po' definito insieme il titolo, poi ci ho anche ripensato e ho pensato che non mi piaceva così tanto, nel senso che spero che rapidamente si tolga già quel "nuovi" da modelli familiari, no, nel senso che da una parte sono nuovi, ma dall'altra parte non sono poi così nuovi, cioè, c'è sempre un po' questa sensazione del fatto che la ricerca, io mi occupo anche molto di ricerca, e anche un po' la clinica ogni tanto arriva sempre molto dopo rispetto alla vita delle persone. Quindi forse sono nuovi per noi che li studiamo o che li incontriamo, ma non sono nuovi per le persone che li hanno costruiti, che li hanno fatti. Per cui già questo aggettivo che avevo messo nel titolo mi è risultato poi un po' insoddisfacente, perché talvolta, tra l'altro, leghiamo al concetto di novità un aspetto deteriore, non un aspetto positivo, no? Cioè è nuovo, quindi è diverso, quindi è particolare, quindi è come dire anche non normativo, nel senso che meno persone nelle nostre città, nei nostri servizi, nel nostro mondo
fanno quel tipo di vita e quindi tutto sommato nuovo non sempre è un aggettivo con un'accezione positiva. E questo mi dispiace anche un po', perché invece il nuovo, soprattutto per chi come noi si occupa della vita delle persone, dovrebbe essere sempre accolto bene, cioè in fin dei conti chi si occupa di sviluppo sa che il bambino cresce perché impara cose nuove, fa cose nuove e quindi questa è la crescita, questa è la vita. Se non facessimo mai niente di nuovo non saremmo qui, nessuno ci motiverebbe ad essere qui. E quindi ecco, già come prima cosa mi viene da dire questo, che mi piacerebbe che l'aggettivo nuovi sistemi familiari fosse un aggettivo declinato al positivo e non declinato in senso, come dire, un po' così ambivalente, ecco, un po' ambivalente. Poi per quanto riguarda quali sono i nuovi sistemi familiari, li abbiamo sotto gli occhi, nel senso che anche da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale, c'è grande movimento sul fatto che esistono configurazioni di famiglia che non sono più quella che, come dicevi tu Luca, abbiamo in mente, cioè un papà di genere maschile, una mamma di genere femminile e dei bambini verosimilmente nati biologicamente da questa coppia. Praticamente tutti e tre i termini, no, del sistema sono in cambiamento. È in cambiamento il sistema genitoriale perché sappiamo sempre di più che non necessariamente c'è una mamma e un papà ancorati al genere biologico con il quale sono nati, non necessariamente ci sono dei bambini che hanno un legame biologico con i loro genitori, sto pensando ai bambini in affido, bambini adottati, sto pensando alle coppie omogenitoriali, sto anche pensando al fatto che spesso, sempre di più, non c'è nemmeno una mamma e un papà, ma per esempio c'è una mamma, perché ci sono ormai sempre più bambini che nascono in contesti, come dire, di monogenitorialità per scelta di una donna. Quindi insomma le configurazioni sono tanti. Non so, io pensando all'incontro di stasera ho guardato un po' di letteratura. A me una cosa che piace sempre raccontare è che, senza andare troppo nei dati perfetti della ricerca, ma così come conclusioni generali, è che nei paesi, soprattutto nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti, la ricerca e la clinica su questi temi sono molto più avanti, perché loro hanno anche sistemi legislativi, sistemi sociali ovviamente molto, come dire, che sono arrivati molto prima dei nostri, anche forse trasformazioni familiari che sono arrivate prima di quelle che noi stiamo osservando adesso nel nostro paese. E loro soprattutto hanno fatto 2 studi che io trovo interessanti, cioè 2 tipi di studi che trovo interessanti. Cioè per esempio quello di capire se i bambini nati e cresciuti all'interno di famiglie che definiremo nuove, hanno maggiore o minore probabilità di avere percorsi di sviluppo atipici, quindi di andare incontro a problemi di natura sociale, relazionale o di altra natura, e gran parte di ricerca ci dice di no, che no, che crescere in contesti familiari non normativi, diciamo così, oppure come diciamo noi appunto atipici o nuovi appunto, non contribuisce in maniera, come dire, lineare, ma neanche in maniera mediata al fatto che il bambino possa avere delle difficoltà di qualunque genere. Sono state indagate vari tipi di difficoltà. E l'altro aspetto un po' che è stato indagato era quella di cercare di capire quali potevano essere le influenze della configurazione familiare sul benessere della famiglia, non so, 2 mamme, 2 papà, una mamma e un papà, no, cioè quindi, la configurazione familiare, il sistema familiare sta meglio se esiste una mamma e un papà ancorato al genere biologico e magari anche con i ruoli sociali e culturali associati, oppure no. Ecco, anche in questo caso la ricerca ci conforta e ci dice che la configurazione del sistema familiare non è un fattore di per sé di disagio nei confronti del bambino, ma nemmeno nei confronti dei genitori. L'unico aspetto che tutta la ricerca ci dice è che la presenza di una condizione clinica in uno degli adulti di riferimento è un fattore di disagio. Quindi avere un genitore che sta clinicamente male, questo perché genera sofferenza in tutto il sistema. Che poi questo genitore sia la mamma, il papà, la mamma
1, la mamma 2, il papà 1, il papà 2, insomma ve le dico un po' così semplificando, questo non è importante. Quindi diciamo a me questi dati piacciono perché in qualche misura ci dicono che i nuovi modelli poi in realtà sono semplicemente modelli, come dire, che noi percepiamo come nuovi, ma all'interno dei quali le dinamiche familiari sono buone se sono buone. Io dico sempre, cioè il costrutto centrale della funzione genitoriale, che io amo chiamare funzione genitoriale più che genitorialità, è il fatto che ogni bambino deve avere almeno un adulto dalla nascita che si occupi di lui in maniera significativa, costante, proteggendolo e capendo quali sono i suoi bisogni. Adesso la letteratura ci sta dicendo che forse non è importante il genere dell'adulto, dell'almeno questo adulto, non è importante tanto neanche l'età, non è importante il vincolo di sangue, è importante che l'adulto sappia fare bene la funzione di cura. E questa mi sembra, come dire, per certi aspetti, per noi insomma tecnici, per noi ricercatori, è un po', come dire, come possiamo dire, un vincolo, perché dobbiamo cercare di capire se questo accade, però è anche una grande liberazione, perché questo ci dice che i bambini crescono bene se i loro adulti di riferimento sanno fare gli adulti di riferimento. Quindi libera anche il campo da tutta una serie di sovrastrutture che in questi anni hanno un po' anche offuscato la visione a livello educativo, a livello clinico, ma anche nella ricerca, tutto sommato, no? Cioè, nel senso che ogni tanto anche la ricerca soffre un po' del fatto che si va a cercare un po' quello che si ha in mente, e non sempre quello che si ha in mente è proprio libero da pregiudizi, piuttosto che dalla difficoltà a riconoscere che invece, insomma, le nuove famiglie di fatto sono le famiglie. Ecco. Tre cose ci stai dicendo sostanzialmente. Uno, appunto, il concetto che non c'è una divisione dicotomica e manichea tra vecchio modello e nuovo modello, cioè sembra più un continuum da quello che ci dici. Poi non conta un'evoluzione, conta la relazione, la qualità della relazione di cura più che la classificazione di chi o come viene articolata. E la terza è che effettivamente spesso noi ci poniamo rispetto al problema nei termini che forse sono, non dico sbagliati, ma meno utili per capire qual è la vera qualità del processo di cura, cioè il modo in cui si sviluppa la relazione nel sistema di cura. E non so se Sara e Francesca questo tipo di dinamiche le vedono emergere o portate come tematiche all'interno degli spazi social che gestiscono. Beh, noi possiamo sicuramente partire da noi, dalla nostra esperienza. Io adesso parlo per me. Sono nata, io inizio anni 80, quindi già in una nuova famiglia, perché mia madre è una ragazza madre che mi ha avuta a 19 anni, mio padre non è mai stato presente nella nostra vita, io sono cresciuta con mia madre e mia nonna fino all'età di 8 anni. Poi a 8 anni mia madre ha conosciuto quello che è il suo attuale compagno e quindi abbiamo cominciato poi una convivenza con lui che non è stata sempre facile. Loro hanno avuto poi un'altra figlia molto più 15 anni dopo la mia nascita. Quindi insomma già la mia famiglia stessa è una famiglia assolutamente atipica, non tradizionale. Se io devo pensare ai momenti più belli della mia infanzia, sono quelli corali in cui io ero cresciuta un po' dal vento e da questi zii perché la famiglia di mia madre era molto numerosa, i miei nonni avevano 5 figli, erano tutti giovanissimi, perché mia madre aveva 19 anni ed era la quarta, quindi dal primo che ne aveva 25 fino all'ultimo che ne aveva 17, quindi c'erano questi 5 ragazzi con le loro fidanzate, con i loro amici, che orbitavano in questa casa che era sempre piena, era sempre incasinata, e quelli sono i miei ricordi più belli, di fatto, no? Non ho quindi avuto un modello tradizionale. Ho cercato poi nella mia vita invece di riproporlo questo modello tradizionale, perché ho pensato che mi mancasse qualcosa invece, anche se non ho mai sentito la mancanza di un padre in senso stretto, perché quando non hai qualcosa non ti può mancare, no? La prima volta che mi sono accorta che avevo una famiglia atipica è stato quando ho cominciato ad andare a scuola e i miei compagni parlavano di papà, di questo papà. Io
per me non esisteva proprio, e non è che mi mancasse, io ero perfettamente felice di quello che avevo, perché mia nonna e mia mamma si prendevano cura di me in modo abbastanza intensivo. Quindi quando poi ho capito che c'era qualcosa, che c'era questo papà, non l'ho vissuto, per me non è stato un trauma, ecco, non è stato qualcosa di sconvolgente, è più stato il rapporto con l'aspettativa della società che sentivo che aveva verso di me, del attribuirmi quasi un'aurea anche di orfana di padre in qualche modo, no? E forse adesso, se ripenso alla me bambina, che quasi me ne approfittavo anche di questa debolezza che sentivo che gli altri mi attribuivano, ma che io in realtà non sentivo di avere, perché per me quella era la normalità. Cioè, cos'è normale? Per me è normale questo. E quindi, ecco, questa è la mia primissima esperienza. Cioè, quindi io parto da me. Poi sicuramente nella nostra community c'è di tutto. Ultimamente sentiamo proprio una stanchezza matrimoniale, una fatica, forse anche per il lockdown. Tante ci scrivono: io non ce la faccio più, mi voglio separare, o comunque mi sono appena separata. Insomma, la separazione è un tema in questo momento per noi. Beh sì, si è alzato molto durante il lockdown questo aspetto, cioè le conflittualità di coppia, molto, forse anche per la convivenza forzata, cioè nel senso che non siamo abituati a stare tutti tante ore nella stessa casa, con le stesse persone, e quindi probabilmente anche delle situazioni che, come dire, scivolavano un po' di più, o avevano trovato un equilibrio nel fatto che abbiamo una vita lavorativa, chi entra, chi esce, ci si trova in certi momenti così, hanno un po' risentito di questo aspetto. Anche noi abbiamo lavorato con insomma, come dire, aprendo una sorta come di servizio durante il lockdown, e anche nei mesi successivi sono arrivate diverse segnalazioni del fatto di, come dire, di sentirsi stretti in casa, e di sentire che per esempio la vita di coppia non funzionava più, ecco. Peraltro anche i ragazzini nei confronti dei genitori, quindi dentro la coppia, ma anche e soprattutto non i bimbi piccoli, ma i bambini della fascia d'età, non so, 12 anni, 15 anni, sono la fascia che ha risentito di più, no, dello stare a stretto contatto con i genitori, dello stare, come dire, sempre in casa, no, sempre tutti insieme, quindi con anche delle situazioni potenzialmente esplosive. Questo in effetti è qualcosa che torna. Però volevo tornare a una cosa che mi hai fatto venire in mente con il discorso delle separazioni, no, e di come anche, ogni tanto ci sono, come dire, dei corsi, dei momenti in cui ci si occupa di certi fenomeni, poi questi fenomeni diventano normalità e quindi non ci se ne occupa più. Negli anni 90, 80, 90 per esempio c'è stato un boom di ricerche sul benessere dei bambini con i genitori separati, no, cioè nel senso, come se il divorzio, cioè che cosa può procurare il divorzio dei genitori, la separazione dei genitori, nel benessere dei bambini. Per esempio tutte queste ricerche adesso io non le vedo più così tanto pubblicizzate, così tanto enfatizzate, ma molto probabilmente perché non perché necessariamente i bambini all'interno di una separazione dei genitori stiano bene, ma quanto piuttosto perché la separazione nei tutti i suoi termini, cioè dai genitori separati in casa ai genitori che non si vedono mai più, è diventata, come dire, una condizione molto più comune, comunicabile, condivisibile tra bambini, per esempio, no, partendo da noi, quando io andavo a scuola, io avevo soltanto un compagno di scuola, con i genitori separati, che infatti faceva anche un po' un che, perché era l'unico in cui veniva solo la mamma, per esempio, a prenderlo, solo la mamma alle riunioni, non c'era mai un papà, no, perché erano separati e il papà dopo la separazione aveva cambiato città per lavoro, così. Però era uno, e io quando andavo a scuola avevamo una classe di 36 bambini, quindi faceva anche un po' strano. Adesso c'è anche da dire che i bambini stessi, no, possono trovare chi è simile a loro su certi temi, su certe esperienze, su certe condizioni, non solo gli adulti, e quindi questi aspetti un pochino si modulano. Per cui, ecco, mi vien da dire che poi mano a mano appunto questo concetto di atipicità o di novità, a mano che la vita delle persone
in qualche modo va in certe direzioni, diventano anche poi degli aspetti più condivisibili, più parlabili, più comunicabili, e quindi abbassano anche il loro potere di difficoltà per certi aspetti. Ora c'è il tema diciamo della convivenza, più che delle separazioni, delle conseguenze della convivenza forzata. Io lo definirei più così, cioè questo aspetto claustrofobico per cui le famiglie, le persone sono state troppo insieme, oltre forse dei limiti che si erano costruiti nel tempo, e adesso un po' di situazioni stanno scoppiando, quello sì, quello sì. Una cosa che ti rilancio, che mi ha colpito perché era una delle segnalazioni che ci arrivavano anche da colleghi all'ordine durante il periodo del lockdown, in particolare dell'anno scorso, insomma, di quando ci siamo trovati appunto a scoprire che vivevamo con altri, che avevamo mogli e mariti con cui dovevamo vivere in maniera stretta per settimane, e ahimè di colpo ce ne siamo resi conto, e questo ha creato qualche terremoto. Al di là delle dinamiche, diciamo così, di tensioni di coppia, di conflittualità di coppia, altre situazioni sono invece emerse, almeno così ci hanno portato, ma forse la tua esperienza o anche l'esperienza riportata a Francesca e Sara tramite i canali social, di coppie che si sono ritrovate, di dinamiche familiari che hanno trovato nuovi codici di funzionamento, legati a questa sorta di situazione sovraordinata dell'emergenza, della necessità di convivenza, di gestire delle situazioni che altrimenti venivano evitate frequentemente, che dopo un momento di crisi iniziale hanno avuto la possibilità di ripartire e compattarsi. Non so se questa è un'esperienza che Sara e Francesca hanno visto nell'emergere appunto dei fenomeni social, o se te, Alessandra, anche nei servizi che gestisci, è arrivata qualche volta. Ma diciamo, non vengono se va bene non vengono a dirmelo, ecco. Sì. Cioè, auspico che le persone per cui è andato bene siano a piede libero, diciamo, senza necessariamente dover incontrare degli psicologi, ecco. Però, come dire, non escludo il fatto che probabilmente per alcune famiglie abbia funzionato anche con una sorta di collante o di riorganizzazione della vita familiare, ecco, mi vien da Sì, ma dire. sono Io pochissimi. io sono una di quei pochissimi. Ah, Io ecco, sono una di vedi. quei pochissimi. Perché in realtà io venivo da 20 anni di una vita completamente diversa, in cui ero sempre fuori per lavoro. Noi avevamo una vita molto disordinata, perché anche mio compagno fa degli orari molto particolari, e questa cosa non facilita. Quando diciamo si è soli, sì, è fighissimo, perché è sempre una vacanza rincontrarsi. Quando ci sono figli invece diventa una partita di rugby, perché tu come entri, c'è la mischia, no? E poi chi ti tira addosso il bambino, ok, tuo, così. Invece, avendo per la prima volta dopo 20 anni, ho riprovato dei tempi di vita normali, e quindi anche una quotidianità. Devo dire, probabilmente ero anche un po' stanca della vita che facevo prima, quindi in realtà c'è stata una congiunzione di cose, no? E questa cosa ci ha molto pacificati, cioè a livello di collaborazione, proprio di sintonia anche, no? Non detto, cioè si superano delle cose e se ne acquistano altre in realtà. Per me ha funzionato l'esperimento, però ecco, adesso è bello, ma Adesso non ci vivrei, basta, però, ok? Sì. Sara, Diciamo, no, basta. Ok. diciamo, Ok. sì, magari non per sempre, ecco. Non per sempre. Però diciamo che da post pandemia sono cambiate queste cose, sono cambiati di nuovo i ritmi, è ricambiato tutto di nuovo, forse è peggiorato anche da tanti punti di vista, perché c'è stata questa ripresa violentissima, proprio ostile, io direi. E per fortuna in quella prima fase noi eravamo riusciti a riequilibrarci, no? A risintonizzarci, perché sennò probabilmente adesso sarebbe stata durissima. Sì. Sì, in effetti, per esempio, una cosa che io ho notato, ma forse torna anche a voi, è che quando poi, cioè, diciamo, molti hanno sofferto della chiusura, ma poi quando abbiamo riaperto,
E c'è stato come un momento di dire, no, adesso di nuovo si ricomincia, cioè come facciamo, come ci organizziamo, c'è come un po' di senso di disorientamento. Ecco, anche perché probabilmente, vabbè, non era ancora sicuro come aprivano le scuole, quando i vari servizi, le modalità lavorative dei genitori, cioè da un certo punto di vista si è aperto tutto, però non con delle certezze. Ovviamente chi ha bambini piccoli, chi ha famiglia ha bisogno, come dire, di un terreno abbastanza saldo su cui camminare per sentirsi sicuro. E per cui c'è stato anche un po' questo effetto di persone che hanno come sentito il contraccolpo anche al contrario, cioè vabbè, si torna alla nuova vita, ma non è la vita di prima, quella che avevamo costruito in casa non era un granché, però tutto sommato almeno eravamo tutti in casa, e adesso che si fa? Quindi questo è un altro aspetto che secondo me, e tutto sommato ancora tanti devono riprendere un po' il ritmo di una vita. Alessandra, io ho una domanda, se tu potessi darci dei consigli o scriverci un bignamino sul buon separato, no? Che cosa dovrebbe fare una coppia che decide di separarsi, che ha dei figli, per cercare di mettere ovviamente come soggetto, no, a tutela primaria i bambini che non c'entrano niente, per provare a traumatizzarli il meno possibile, cioè farli soffrire il meno possibile? Quali sarebbero i consigli? Allora, questa, vabbè, Luca sa che La per noi domandona. psicologi È la domanda, domandone. infatti. No, intanto prendo appunti anch'io e così poi ci facciamo la pubblicazione Cosa dopo. c'è in palio? Cioè, questa è proprio quella Esatto. finale, no, dei quiz. Dai, abbiamo Esatto, 34 minuti. Infatti, hai anche in abbondanza. Il montepremi è importante qui. Ma diciamo, allora, intanto io premetto il fatto che le separazioni sono difficili, no? Cioè il tema della separazione è sempre un tema difficile da affrontare. Mi viene da dire che come prima cosa i genitori dovrebbero essere aiutati o dovrebbero trovare la forza di separare molto chiaramente quella che noi in gergo, diciamo, prendetela insomma così, chiamiamo la funzione coniugale, cioè il fatto della loro coppia come adulti che si sono piaciuti, si sono amati, che forse non si piacciono più, e la funzione cogenitoriale, il fatto che si hanno dei bambini insieme, quella non è reversibile, cioè io posso essere ex marito, ex moglie, ma non posso essere ex genitore insieme a te di quel bambino. E questo è già un primo aspetto che mi sentirei di dire, cioè, e col quale spesso quando appunto queste persone vengono in consultazione noi lavoriamo, cioè che un livello è la coppia e un livello è il fatto che se ci sono dei bimbi insieme si resta comunque genitori insieme di questi bambini, e bisognerebbe cercare di lavorare per proseguire questa genitorialità congiunta, perché la genitorialità congiunta comunque la devi costruire sia che tu sia insieme come coppia, sia che tu come coppia a un certo punto ti separi. Questa come primo aspetto. L'altro aspetto che mi viene così subito da dire è di essere più chiari possibile, cioè di parlare con i bambini, di parlare anche delle loro difficoltà e di chiarire bene la situazione e il fatto che loro come appunto come coppia non si separeranno, come mamma e papà resteranno, e di non aver paura che i bambini non capiscano, perché ecco, una cosa che noi facciamo, noi adulti spesso facciamo nei confronti dei bambini, è di dire quelle verità strane, un po' confuse, con l'intento di proteggerli. Cioè spessissimo nelle separazioni dei genitori i figli l'hanno già capito ancora prima che la coppia genitoriale decidesse di separarsi. Quindi io sono sempre dell'idea che ovviamente a misura dell'età di bambino, perché se ho un bambino di 3 anni parlo con le parole per un bambino di 3 anni, se ho un ragazzino di 13, di 14 parlo con le parole per un ragazzo di quell'età, però di essere il più chiari possibile e, come dire, di comunicare senza aver paura che il bambino soffra. Un po' il bambino soffrirà perché cambia la sua vita, a seconda dell'organizzazione familiare ci saranno delle cose che perde, forse ci saranno anche delle cose che guadagna, perché no? Come dire, di non aver paura di comunicare con i figli, se possibile, ecco, però di farlo nel momento in cui tra adulti le cose sono decise, in cui, come dire, l'orizzonte è abbastanza chiaro, perché una cosa importante per i bambini è sapere dove vanno a parare e sapere dove vanno a parare gli adulti.
quindi essere abbastanza chiari quando loro si sono chiarificati. Ecco, spesso i bambini soffrono durante, cioè più che a separazione avvenuta, proprio nei tira e molla della separazione, quando tutto è incerto, quando gli adulti stessi non sanno ancora da che parte sono girati. Quindi un po' quest'altro è l'aspetto che evidenzierei. Cioè, adesso io qua non sto pensando alle situazioni proprio quelle critiche, dove, come dire, il bambino viene fatto poi oggetto di, come posso dire, di recriminazioni rispetto all'altro partner. Sto pensando a genitori, diciamo, medi con buon senso e anche con delle risorse buone dal punto di vista così della loro capacità di fare gli adulti nei confronti dei bambini, e quindi questo un po' come aspetto generale. L'altra cosa su cui rifletterei è questo discorso che e spero di non inimicarmi, come dire, nessuna categoria di genitori, né i papà né le mamme, di pensare una futura organizzazione familiare a misura del bambino. Cioè nel senso che io sono molto d'accordo su questa, come dire, nuove prassi, per esempio del tempo come dire, equilibrato, della condivisione del tempo equilibrato fra i due genitori, no? Quindi 8 giorni col papà, 8 giorni con la mamma. Noi veniamo da una storia per cui durante le separazioni, non so, i bambini stavano 15 giorni con la mamma e per 2 giorni vedevano il papà, quindi questo sicuramente è un superamento. Però stiamo anche attenti che siano tempi a misura di bambino e che non siano gli adulti che per i loro bisogni, ecco, mettono avanti degli orari, delle prassi, delle tradizioni, delle modalità che servono a sanare i bisogni, i sensi di colpa dell'adulto e che poi invece in qualche misura penalizzano il bambino. Ecco, questa idea del bambino col trolley per tutta la settimana che gira tra una casa e l'altra, tra una camera e l'altra, un pochino mi spaventa. Lì bisogna ragionarci un attimo, capire anche se il bambino tollera, che età ha il bambino, che carattere ha, cosa gli piace fare, perché altrimenti lì io vedo dei grossi incastri. Quindi va bene, in questo caso secondo te va bene chiedere ai bambini e lasciare che la loro parola valga anche nella determinazione degli orari, degli spostamenti, dei giorni? O forse, diciamo, i genitori, conoscendo i loro figli, dovrebbero farsi un'idea e sulla base di questa idea condividerla con i bambini. Cioè non dare la responsabilità ai bambini di decidere. Okay. Cioè avere la responsabilità, tu come adulto, tu conosci tuo figlio, lo sai se è un bambino, per esempio, che fa fatica a tollerare i cambiamenti, che ha bisogno delle sue abitudini. Sulla base di questo, con il tuo marito, ex marito, compagno, ex compagno, fai un piano e allora coinvolgi il bambino dicendo, non so, mamma e papà hanno pensato a questo, cosa ne pensi? Però ecco, non affidare completamente la responsabilità al bambino, perché lì il bambino potrebbe sentirsi confuso, oltre il fatto che mi viene da dire che io come bambino direi, cavolo, siete voi che vi sticciate, siete voi che vi separate, devo decidere io cosa faccio, come vi organizzate, no? Quindi diciamo parlarne e organizzare col bambino, ma il timone della barca ce lo devono avere sempre un po' i genitori. Che potremmo dire che è uno dei temi centrali, cioè spesso una delle osservazioni che stavi facendo è il fatto che a volte i genitori hanno timore a parlare. Penso che questo timore di parlare sia poi estremamente ansiogeno per il bambino, perché gli fa intuire, per quanto non capisca, anzi a maggior ragione perché magari non capisce, non riesce a rappresentarsi coerentemente cosa stia succedendo e che cosa gli succederà, e questo gli crea anche l'ansia del perfino i miei genitori, che ho visto finora come un punto di riferimento, hanno paura di questa cosa, sono confusi e timorosi rispetto al parlare di questa cosa. Quindi figuriamoci se fa paura loro, a me che sono un bambino, eccetera, sarà una cosa terrificante. Quindi forse questo crea un ulteriore elemento di ansia, mentre magari nel momento in cui i due genitori diventano partner nel non essere più partner, per usare questa sorta di aporia, riescono a comunicare anche una maggiore chiarezza e tranquillità e condivisione che aiuta a costruire questo perimetro di sicurezza emotiva, almeno parziale, al bambino che in quel momento è molto confuso. Vedo che tra l'altro anche la Tiziana Pozzoli sta commentando, vediamo se... È avvelenata con te, come sempre. Stranamente, esattamente. Povero me, povera Tiziana, le devo ancora offrire un cappuccino al bar, in effetti, l'ultima volta ho offerto lei. Stavo pensando anche un'altra cosa, che nella testa di un bambino poi magari può pensare una cosa molto peggiore.
no? Per esempio che li perderà i genitori, Sì. cioè perché il non dire, non essere chiari, a misura di bambino, il bambino chissà cosa immagina. Assolutamente, per il bambino è qualcosa di... Il genitore magari ha una sua anticipazione, sa che cosa più o meno a grandi linee, confusamente, ma sa che cosa succede. E il Sì, bambino è una novità, insomma, non sa che cosa aspettarsi rispetto a quello esatto. che cosa significa separarsi. Allora, Che Cosa poi posto che è il grande classico, no, del genitore, che spesso ci si dimentica che per il bambino è tutto la prima volta, cioè la prima volta che vive, quindi si danno per scontate a volte delle cose ovvie che non sono ovvie per niente per il bambino nel percorso, a prescindere da una separazione, no? E quindi bisogna sempre ogni tanto per rifarsi un briefing e dire, ah no, oddio, però questa cosa forse nella sua vita non l'ha mai affrontata, no? E tu l'hai fatta 1 milione di volte, ma cose anche quotidiane, sciocche. Sulla base di tutto quello che state dicendo, faccio un salto indietro a quello che aveva detto in apertura Alessandra, sui nuovi modelli familiari, che poi alla fine si è trovata scontenta del nome della puntata che aveva scelto, perché mi viene a chiedere, ma nuovi rispetto a cosa? Perché mi sembra che il nuovo sia già stato superato, perché esatto. stiamo già all'esperienza del lockdown, no? In cui si torna ad un modello, diciamo, quello che sarebbe un modello tipico, ovvero la famiglia che sta a casa intorno al focolare. Siamo tutti impazziti, perché ormai il modello, anche quello banale, quello vecchio, era quello di stiamo tutti fuori casa, poi ci si rivede, poi si arriva tutti via, poi tu vai da nonna, poi tu vai in palestra. Quindi il modello è nuovo rispetto a cosa, davvero, no? Ma sì, forse ha un'idea che mi viene da pensare all'idea della famiglia tradizionale, diciamo, degli anni 50. Ecco, noi continuiamo a dire nuovo rispetto, mi viene da dire Happy Days, ecco, no? È interessante come però è, no, questa bias per cui comunque il riferimento della famiglia sia sempre quello lì, cioè quello, non ce la facciamo. Un po' sì, un po' sì. Che poi Oddio. ha funzionato? Ha mai funzionato veramente? Non so, Ma io ho infatti visto stavo i miei pensando nonni, mi sembravano proprio... No, sì, ma e poi c'erano comunque tantissime atipicità. Non so, mi viene in mente che per esempio tantissime volte, ho sentito racconti particolarissimi, non so, che nelle campagne, laddove, non so, la famiglia un po' più povera aveva tanti figli, 1 o 2 li dava un parente più ricco da crescere, in modo tale che magari almeno quelli potessero avere qualche possibilità da un punto di vista scolastico. E questo non è un affidamento o un'adozione, è che non erano, come dire, inquadrati, stava forse tutto all'interno anche di realtà più piccole, dove il concetto di famiglia poi era esteso, non so, al paese, al circondario, per cui tutto sommato veniva ancora una volta considerato tradizionale. Quante volte, per esempio, anche in altri modelli di famiglia, non so, appunto la nonna si occupava dei figli, di tutti i figli o di tutte le nuore, e loro erano fuori per lavorare, quindi sti bimbetti crescevano con i nonni, non crescevano con i genitori. Cioè, in realtà è come se avessimo una sorta, come dire, di modello non soltanto standard, ma per questo mi è venuto in mente Happy Days, perché è anche un po', come dire, idealizzato, no? Cioè la mamma, il papà nella casa, non è un caso che appunto negli anni 50, cioè la signora col grembiulino che fa sempre le torte, che quando arrivano gli amici offre a tutti, cioè tutti i buoni sentimenti. È anche un po' un modello ideale, forse è anche un'idea che vorremmo coltivare, per cui in famiglia si sta bene così. Cioè, ma quante famiglie, per esempio anche in passato, sono state famiglie conflittuali, laddove però la separazione non si poteva dire, perché separarsi significava, per esempio, per una donna tornare a casa dai propri genitori, i propri genitori ti rimandavano a casa del marito, significava non lavorare, quindi non sapere come mantenersi. Quindi in realtà non c'è niente di nuovo, secondo me. Semplicemente è che, o c'è qualcosa di nuovo, ma non poi così tanto, semplicemente forse ne possiamo parlare, e quindi nel parlarne, nel dircelo, ci siamo detti, ah, questa cosa, cioè prima veniva tutto molto anche più taciuto, tra le righe, no? Però vissuto. Sì, sì, Comunque c'è a un livello di sommerso, vissuto.
Se poi pensiamo ai mutamenti demografici, cioè anche questo modello ideale che noi vediamo come i bei vecchi tempi, ma bei vecchi tempi, se andiamo solo indietro di 150 anni, 200 anni, vediamo queste famiglie in cui spesso i padri e le madri morivano di parto, in guerra, di malattia, in giovanissima età. Crescevano gli orfani che si tiravano su da soli tra fratelli e sorelle maggiori, fratelli e sorelle minori, con appunto qualche adulto di riferimento. Spesso con anche un'altra mortalità infantile significativa, e quindi questi bambini che crescevano in mezzo ai lutti continui di fratelli e di sorelle, con appunto bali o nuove mogli che arrivavano in famiglia appena moriva la madre per sostituire uno dei miei racconti familiari, perché stasera stiamo portando i nostri racconti familiari, era di quando mio nonno paterno, 11 o 12 fratelli, tra fratelli e sorelle, a un certo punto morì la madre naturale, e la cosa più naturale che fece, nel giro tipo di 2 mesi, il padre si risposò con una signora sola del paese, ma non per altro, ma semplicemente perché doveva dare una madre ai 12 figli da crescere, e la signora aveva bisogno era da sola, c'era il bisnonno che lavorava e che aveva un buon reddito, e quindi per lei divenne una cosa così. Questi, visti oggi, sembrano modelli veramente, uno oggi dice, la In madre... realtà, sai che è una storia comunissima, in tutte le famiglie c'è questa cosa. Nella mia famiglia c'era nonna Baciona, si chiamava, di cui mia nonna, che era la nonna di mia nonna praticamente, di cui mia nonna non si ricorda il nome perché è la seconda, lei era piccola, era la seconda moglie del nonno, che era appunto questa, credo fosse vedova, questa nonna Baciona, che questo mio avo aveva risposato proprio per farsi aiutare perché aveva un sacco di figli. Però lei se la ricorda perché dava un sacco di baci, no? Se li baciava tutti, questi nipoti, però era una figura un po' così, diciamo, che non sentivano né parente, però neanche una sconosciuta, però era normale, era una persona perfettamente integrata. Esatto. Non era strano, non era desueto. Nel mio caso c'era, perché c'è stata la guerra, no? Quindi le famiglie erano atipiche perché moriva qualcuno, tipicamente l'uomo moriva o veniva spedito, spariva per 5 anni. La mia bisnonna, quando il marito venne mandato a combattere durante la seconda guerra mondiale, fece altri figli con altri uomini. E quando lui tornò, mise mia nonna e il fratello di mia nonna in collegio a crescere da soli con le suore, in condizioni abbastanza... Cioè mia nonna mi racconta della fame che ha patito in questo collegio con le suore. E quando poi tornò il marito, che purtroppo per lei sopravvisse, perché secondo me lei invece ci aveva proprio puntato tutto sulla morte di suo marito, ci fu una grandissima tragedia, ma loro si separarono e lei restò con l'ultimo suo compagno e con l'ultima figlia che aveva avuto, quindi abbandonando completamente tutto il ramo precedente della famiglia. Stiamo parlando degli anni 30, perché mia nonna è nel 38, quindi sono gli anni 40 e gli anni 50. E queste storie non erano infrequenti. Quindi effettivamente, come diceva qualcuno, appunto Francesca Rendi, diceva magari è solo vecchio che è giunto a galla, magari abbiamo smesso di imbiancare i sepolcri. Adesso arriva il Natale è un momento difficilissimo per tutte le famiglie atipiche, perché c'è questo modello dominante. I film di Natale sono atroci, perché ci sono queste famiglie felici, con i maglioni con le renne, che preparano il tacchino, che sono abbastanza insostenibili quando a casa tua volano i piatti, quando appunto devi fare il Natale con un genitore solo, insomma, è un momento delicato quello al quale ci stiamo avvicinando. Non a caso, infatti, il Natale l'ho sempre odiato. Sì, cioè poi mi viene anche da dire che dall'altra parte, come posso dire, chi è cresciuto in una famiglia super tipica è andata bene così, cioè non so come spiegare, più invecchio, più mi viene da pensare che l'importante è che le persone stiano bene, cioè come stanno, l'importante è che le persone stiano bene, per cui non vorrei nemmeno che uscissimo con l'idea che il modello
chi ha un'esperienza o sua, diciamo, passata o attuale di una famiglia tradizionale non deve funzionare. E se quello funziona, quello è il suo modello, lì dentro i suoi bambini crescono bene, perché no, come dire, ma perché no anche tutto il resto? Cioè l'importante è che ci siano persone che trovano, come dire, un loro adattamento alla vita e che questo adattamento sia funzionale per il benessere. Quindi in questo senso sì. Poi se apriamo sul Natale, e devo dire che il Natale sta diventando sempre di più veramente un momento discriminante, è una cosa che mi dispiace molto, perché in realtà il Natale, sia per chi è religioso, sia per chi lo vive soltanto come una festa, come dire, come un momento dell'anno in cui si festeggia, è sempre stata invece una festa inclusiva, no? Cioè nel senso che appunto ti ritrovavi con chi c'era, invece adesso è vero, ci sono dei modelli forse platinati, stereotipati, molto, non so, molto scollegati dalla realtà delle persone. Se pensiamo anche soltanto ai problemi economici che molte famiglie hanno, e adesso cominciamo a venire martellati in continuazione con un sacco di pubblicità, con tutte le cose meravigliose che potremmo comprare, no? Laddove sappiamo benissimo che ci sono un sacco di famiglie che potranno comprare qualcosa, ma non necessariamente tutto quello che ci propongono, sta diventando molto discriminante. È un po' un peccato, perché potrebbe essere invece un momento in cui tipico e atipico, no? Si ritrova, siamo un po' tutti nella stessa barca, cioè uniti a un tavolo a fare due chiacchiere. Mi sembra che non dobbiamo appunto portarci dietro né le analisi del sangue, né il curriculum, né come dire, l'estratto conto. E quindi Vi prego, mi state veramente demolendo, cioè mi state sparando alle gambe. Adesso fra un po' interviene il Codacons e ci levano pure il Natale. Levatemi pure il Natale quest'anno e l'anno finiamolo a novembre, allora. Cioè io sono una nazista del Natale, cioè non esiste che voi non festeggiate questo Natale. Adesso vengo a casa vostra e ve lo addobbo. Una competizione. Allora, se andiamo sul personale, io ho una sorella che ha già cominciato a festeggiare il Natale, forse da settembre, dopo Ferragosto, diciamo, siamo già nei preparativi natalizi. Molto bene, io inizio domani, volevo annunciarvi che dopo questa settimana stasera ho deciso che io mi merito il Natale da domani, perché mi premio. Ma proprio per questo che dici tu, proprio per questo che dici tu. Però adesso richiamiamola all'ordine. Sì, la richiamiamo, la Pozzoli la richiamiamo. Sì, no, grazie Tiziana, I love you Tiziana. Tiziana, ti sei appena persa l'offerta di cappuccino e brioche che ti avrei fatto lunedì, ma niente, quindi esatto. mi spiace. Niente regalo di Natale di niente mamma regalo di di Natale per te. Grande, invece esatto. Sì. La mia paura, cioè la mia paura, tornando un attimo indietro, è che la tensione verso questo modello di famiglia tradizionale sia poi la causa di sofferenza vera, nel senso che, cioè, io pur di tenere quello che viene considerato il modello migliore, e quindi pur di rispettare la tradizione, mangio tanta di quella robaccia, mi ingoio, mi intossico, perché penso che scardinare o mettere in discussione questo modello mi provocherà più sofferenza di quella che invece già sto patendo. Cioè, quindi secondo me è questo un po' il punto che bisogna scardinare ormai nel 2021, no? Che forse se stai male all'interno, ecco, esatto, è esattamente questo. Esatto, Ti dicono che non dovresti stare bene, che se stai bene perché non capisci cosa non va nel tuo modo di essere famiglia. Esatto. È abbastanza questo, sì. Siamo sempre d'accordo, Tiziana. Non è un punto di merito. Però c'era prima un commento molto interessante di una vostra collega che parlava di famiglie, insomma, che le riportavano, ecco. Perché ce l'avete col Natale? Ma no, però è vero che la famiglia tipica, se è una famiglia conflittuale, cioè se è tipica di facciata, e quando si ritrovano tutti insieme è un momento di sofferenza. Cioè, è qui infatti il punto, secondo me, che il tema è quanto stai bene con gli altri che ti sei scelto o che hai generato.
Quindi anche nelle famiglie tipiche è chiaro che se la famiglia tipica poi è conflittuale, si lancia i piatti e i coltelli, anche se nella sera di Natale fa finta di volersi bene, in realtà diventano serate pesantissime. Quindi torniamo secondo me un po' al punto di partenza, cioè il tema è quanto tu hai costruito, stai costruendo o pensi di vivere all'interno di un contesto che ti soddisfa, che ti fa stare bene. Come è fatto questo contesto, se posso dire, sta diventando sempre più secondario. Cioè, se alla tavola siamo tutte donne da sole con figli, piuttosto che siamo tutte donne con mariti, con i fiocchetti e tutto, l'importante è come si sta, e non è chi c'è. Quindi sì, Ecco, sì, esatto, è più la qualità intrinseca della relazione, del senso di cura della relazione. sì. Mi viene da pensare di riflesso al fatto, ma è un tema che forse è stato già un po' evocato fantasmaticamente in questi discorsi, il fatto che appunto è la qualità della relazione che fa specie la qualità della vita. E poi ci sono però appunto dinamiche familiari in cui c'è una genitorialità sola, isolata, frammentata, in cui lì proprio il senso di solitudine, quindi l'assenza di una relazione o l'assenza di una relazione di qualità anche minimale, diventa un peso aggiuntivo magari in un ruolo genitoriale già faticoso di per sé, che è già faticoso quando tutto va bene, insomma, essere genitore, ma soprattutto quando magari c'è una situazione, appunto abbiamo parlato delle separazioni che spesso attivano vissuti del genere, ma anche appunto in condizioni di monogenitorialità o di altre situazioni di isolamento per varia natura, questo può diventare una fatica importante. Non so se Sara e Francesca hanno mai avuto delle, così, temi del genere che esplodevano nelle discussioni su Facebook, più che appunto nelle varie dirette Instagram o quant'altro di MDM. Non ho capito, scusa. Cioè, noi abbiamo parlato proprio della qualità della relazione, cioè non importa con chi sono, diciamo così, da come è composta la famiglia, l'importante è che dentro ci siano dei processi relazionali di qualità per stare bene, per essere felici. Guarda, noi Eh, abbiamo uno, diciamo, così laicamente e inconsapevolmente abbiamo sempre sintetizzato con mamme felici, bambini felici. Poi ognuno si fa felice come vuole. Ti sembra un Sì. po' un testo di Vasco, Invece... No, infatti stavo pensando, Luca, che forse questo aspetto potrebbe essere, cioè la paura, per esempio, di restare soli o di essere isolati, potrebbe essere una, come dire, dei freni rispetto al fatto di trovare o di andarsi a cercare quello che fa bene per noi, no? Cioè, come dire, io faccio l'esempio stereotipato, nella casetta con Labrador, i bambini, il marito e tutto, sento che questo non fa più per me. Però se faccio delle altre scelte mi criticheranno, mi lasceranno soli, dentro la mia famiglia, il gruppo degli amici, il gruppo dei genitori che frequentiamo, le famiglie in comune, cioè forse c'è anche un po' questa paura ancora importante di restare soli, cioè di non venire capiti, no? Quando si fanno delle scelte che, diciamo, non sono le scelte della maggioranza o della maggioranza che in quel momento fa parte della tua vita. Ecco. E Non questo è sono un scelte tema. magari comprensibili da fuori, perché spesso Sì, esatto. non sempre chi si separa poi veicola sofferenza all'esterno, ci sono Esatto, oppure coppie non sono che comprensibili perché nel proprio contesto sembra che tu abbia il meglio che potresti volere e magari esatto, non ma sei cosa vuoi felice lo di più? stesso. Hai un Esatto, bellissimo esatto. marito, siete benestanti, avete tutto, eppure non sei felice, ma che cosa vuoi di più? Ed è probabilmente anche un senso di colpa che poi hai, Esatto. perché dici: "Ma porca miseria, ma se non mi è bastato tutto questo, allora sono incontentabile, allora non Sì. sarò mai felice, perché, Per esempio. non sono riuscita ad essere felice con tutti i crismi, con tutte le cosine Esatto. messe a posto, e quindi come posso essere felice Sì. in un altro modo, con una famiglia scoppiata?" E se posso dire questo, io lo vedo e alcuni lavori appunto ci dicono che per esempio è il punto vero di fragilità, per esempio, delle famiglie molto atipiche, che è l'isolamento sociale, oppure il fatto che poi si fa ricorso a dei contesti, come dire, dove ritrovi soltanto quelli simili a te, cioè ma non c'è una vera commistione. Sto pensando, non so, alle famiglie, soprattutto alle famiglie
omogenitoriali, no? Che come dire, ancora possono risentire dello stigma. E quindi se si isolano o se trovano, come dire, conforto, amicizia, supporto soltanto dentro modelli familiari di questo tipo, in realtà non è una vera inclusione, cioè la vera inclusione è che tutti possiamo stare con tutti. E quindi questo potrebbe essere un aspetto di fragilità, sia nel fare le scelte, sia nel portarle avanti. E qui deve cambiare un po' un mondo, ecco, cioè noi siamo pochi ancora, come dire. Su questo io sento che c'è ancora molta mentalità da cambiare proprio a livello della vita quotidiana delle persone, no? E quindi... Anche se penso che su questo, diciamo, forse il ritmo sta accelerando, forse è una cosa che evolve in un tempo di scala ampia. Noi forse lo vediamo lento perché chiaramente nel corso della nostra vita lo vediamo gradualmente, ma se penso rispetto a questa la situazione di 20-30 anni fa o di adesso, insomma, di passi avanti ne sono stati compiuti e fra 20-30 anni probabilmente anche questi... Mi viene da pensare che forse molte delle, prima citavi, Alessandra, le ricerche tipiche degli anni 90, no? Su che cosa succede al benessere, anni 80, anni 90, il benessere dei bambini di famiglie separate, perché era la cosa, forse allo stesso modo vedremo le ricerche di adesso sul benessere in bambini appunto in coppie omogenitoriali fra 30-40 anni saranno considerate un po' alla stregua di quelle obsolete, è stato visto che però c'è ancora molta resistenza, io su questo sento molta resistenza proprio a livello del tessuto sociale, non so come dire. Anche molta resistenza ad esporsi, ecco, e questo può far sentire sole le persone. Stavo leggendo appunto il commento che dice esattamente questa, cioè proprio la mancanza di disponibilità proprio verso l'altro, no? Ad accogliere o anche solo a vederlo, no? L'abbiamo visto tantissimo poi in pandemia che eravamo come sotto un microscopio con una lente gigante, tutto ciò che in quel momento era leggermente, no? Cioè atipico come può essere una persona anziana, un bambino, uno che corre e te no, uno che ha la necessità di correre perché magari è uno sportivo, perché il suo fisico glielo richiede, è diventato il mostro di Milwaukee, no? Questi anziani che non capivano che dovevano stare a casa perché magari pativano tanto anche a stare da soli, no? E sono stati anche lì, abbiamo visto delle cacce alle streghe, no? Cioè ma questa cosa c'è in generale a prescindere dalle pandemie, no? Proprio un'intolleranza verso il malato, l'anziano, no? C'è stata anche tanta intolleranza sui bambini, senza andare anche poi in casi più di discriminazioni molto evidenti, no? Cioè parliamo anche di banalissima quotidianità. L'anziano ti dà fastidio, l'anziano che non capisce. Cioè. Sì. Beh, ma io lì penso che sia anche un aspetto di rigidità, perché cioè, quanto più ci apriamo, come dire, tolleriamo chi fa scelte, per esempio, diverse dalle nostre o che appunto vengono considerate nuove o con l'accezione che stiamo dando stasera, automaticamente però mette anche in discussione un po' le nostre scelte. Cioè, nel senso che ci può far venire l'idea che forse anche noi potremmo desiderare altre cose, oppure riconfermare le scelte che abbiamo fatto. E io trovo che su questo molte persone sono spaventate, no? Cioè, quindi il diverso non ti spaventa solo perché è diverso da te, ti spaventa perché in qualche misura ti spinge a riflettere su di te. E magari potresti scoprire che anche, come dire, quello che hai costruito e che ti piaceva così tanto, forse a un certo punto non ti piace più, e questo fa molta paura. Quindi c'è anche tutto un gioco di specchi, secondo me, che in questo senso non aiuta all'apertura, no? Perché può scatenare anche così delle fragilità, dei sentimenti di invidia, oppure anche mettere in discussione la tua vita fin qui, ecco, come dire, ma forse c'era un'altra soluzione, come dire, e io non l'avevo considerata, e adesso però se la potessi considerare, perché la vedo in qualcun altro e potrei applicarla anche alla mia vita, anche nella mia vita si porrebbero gli stessi problemi, e quindi questo anche non fa così piacere. Quindi, e qual è poi il meccanismo che scatta in queste persone a stigmatizzare chi invece ha fatto scelte diverse? Perché non dire solo
oh, ho sbagliato tutto, oppure, Eh. oh, porca miseria, quella cosa forse mi piaceva di più. Adesso non voglio arrivare veramente quelli che dicono ho sbagliato tutto, insomma, sono rari, però ecco, a dire solo, ah cavolo, no, c'era un altro modo, oh, forse quello mi piaceva di più, perché poi io arrivo a giudicare l'altro, a stigmatizzarlo. Ma io penso, beh, su questo, insomma, anche Luca è molto esperto su questi aspetti, cioè sono proprio quelli che noi chiamiamo i meccanismi di difesa, no? Cioè ti tengo lontano, tu sei male, perché questo, se tu sei male, io riconfermo il fatto che nella mia vita va tutto bene, che io sono bene, sono dalla parte del giusto, quindi diciamo si tratta di un pensiero rigido, ma anche di un funzionamento rigido, no? Delle persone. Per cui se divido la realtà e poi c'è anche questo tema un po' del bisogno necessario di ripartire la realtà in compartimenti chiari, no? Tu sei a destra, io sono a sinistra, tu sei in alto, io sono in basso, quindi anche di non tollerare, come dire, che nell'arco di una vita ci possono essere delle variazioni su tante scelte, su tante cose della vita. Quindi a me verrebbe da dire che si tratta di persone o come dire di modelli di funzionamento dove la rigidità la fa da padrone. Assolutamente. Una rigidità spesso difensiva della propria identità e col fatto che accettare che anche altre scelte producono risultati simili, lei pensa all'educazione dei figli, al benessere dei figli, è un po' invalida la qualità della mia scelta. Io pensavo che la mia fosse la scelta appunto quella del mio gruppo, quella più giusta, più corretta, più basata, e invece scopro, questo viene invalidato perché scopro che anche altre scelte sono funzionali per la mia o anche più funzionali paradossalmente. Questo può diventare invalidante la mia identità e quindi spingere a una chiusura difensiva su questo. E infatti, non vedo i commenti, sì. Sì, cioè questo per esempio io che lavoro anche con bambini si vede anche molto spesso nella crescita dei bambini o nell'educazione, no? Cioè quando ti accorgi che tuo figlio è tuo figlio ma non è uguale a te e che magari fa scelte che tu non desidereresti. Io faccio sempre questo giochetto un po' con la prima lezione quando incontro gli allievi di psicologia, dico per esempio quando avete detto ai vostri genitori che volevate fare psicologia, come vi hanno guardato? Un po' delusi, come dire, ma c'erano tante altre cose che potevi fare, perché vai a fare quella roba lì? Nel senso che i genitori spesso sono delusi dai loro figli perché non sono identici a loro, cioè hanno preso qualcosa da loro ma non riproducono necessariamente e questo se un genitore, come dire, si mette in discussione ed è un genitore abbastanza solido, fa sì che si possano accettare i propri figli o i propri partner o i propri fratelli, le proprie sorelle, anche se sono simili a noi, ma non fanno esattamente le scelte che faremmo noi. Se si è troppo rigidi, vedi lì che cioè, o fai o sei o diventi quello che desidero io, o altrimenti questa cosa crea di nuovo il dramma familiare, no? Alessandra, io però quando mio figlio mi dice che vuole fare psicologia, gli dico non ci provare, però non so, cioè, se lo fai papà non ti vorrà più bene, queste cose che gli psicologi indicano Luca, che è proprio da manuale di psicologia. È da manuale, È da manuale, sì, esattamente. Sai come faceva Freud, il caso di Luca P. Esatto, più o meno così, esatto. Il caso di Luca P che diceva al suo bambino il papà non ti vorrà più bene. Esatto. Queste cose qui esattamente, consigliato dai migliori psicologi come tecnica di tutto il mondo, esattamente. Sì, insomma, bisogna, e del resto i figli anzi, cioè i figli sono sani se non fanno esattamente quello che hanno fatto i loro genitori. Cioè, se lo rifanno proprio uguale, io mi farei qualche domanda, però magari tanti genitori sono confortati, come dire, meno male, vedi, è proprio uguale a me. Che cosa rispondiamo al figlio di Fortunata Pizzoferro? Che ci dice di fare ingegneria, deve fare ingegneria tuo figlio. Fare ingegnere, con gli ingegneri è difficile parlare, ma con gli ingegneri non bisogna parlarci di solito, devi ascoltarli e basta. Sì, qualcuno diceva che gli ingegneri non parlano, funzionano, che è diverso. Sì, dipende in cosa. Ma esatto, vabbè, no, però mi vanno molto bene agli ingegneri, esattamente. Spero che mio figlio faccia l'ingegnere, infatti. Luca. Ci sta lavorando in modo molto sottile. Ci sto lavorando, gli regalo solo i Lego. Quando mi parla delle sue emozioni gli dico no, non si parla delle emozioni in questa casa, sai queste cose. Prendi il meccano, cosa sono l'aggressività, la rabbia? Esattamente, Frega, giochi col meccano.
così, Esatto, no. esatto, esatto. Insomma, stanno emergendo tanti temi di interesse. Insomma, io per adesso mi sto portando a casa alcuni temi proprio legati alla qualità della dinamica relazionale e appunto, a questo processo appunto che spesso è legato anche alla nostra identità e al fatto che a volte cerchiamo di categorizzare sull'identità, su questi modelli ideali che però a volte diventano idealizzanti, appunto queste famiglie del mulino bianco che poi in realtà spesso avevano dietro un rimosso terrificante di violenza, impossibilità di separazione, lutti, traumaticità varie, insomma, figli magari non sempre così felici. Qualcuno potrebbe dire storicamente che la generazione dei figli delle famiglie anni 50 del Mulino Bianco è quella che poi è finita a fare il 68 e gli anni 70, che come dire, forse qualcosa ci significa sulla necessità. Esattamente, insomma, erano i figli di Happy Days, erano quelli che hanno fatto Woodstock sostanzialmente, quindi questo è un aspetto su cui forse fare una riflessione. Per cui a volte rischiamo di rimanere vittime un po' delle nostre idealizzazioni, soprattutto quando si parla di famiglia, forse perché significa così tanto un po' per tutti noi. Ma questo è un po' un tema che ci ritorna sul ciclo di questa webserie, cioè questi genitori perfetti che hanno bisogno di sentirsi perfetti perché a loro volta sentono il peso di queste idealizzazioni che loro hanno su come dovrebbe essere la famiglia e se non rispetto questo ideale, chissà che cosa succederà a me come genitore e ai miei figli che non avranno a cui non riesco a dare questo modello. È un tema che, insomma, su cui MDM forse è nata, insomma, come reazione a questa rigidità di modelli, mi verrebbe da pensare. Come l'avete fatta nascere MDM a proposito? Perché questo non l'abbiamo mai detto, mi sa. Ma MDM è nata nel dicembre 2016. A proposito, guardate che mi viene in mente, era Natale del 2016 e io non stavo benissimo e quindi scrivevo, perché appunto non mi riconoscevo nella narrazione del modello della maternità, perché io ero stravolta, mi sentivo sola e quindi cercavo delle esperienze simili alla mia e non le trovavo sui social, perché ovviamente all'epoca c'era Facebook e poi c'erano questi forum in cui si scriveva al femminile, così. E quindi ho cominciato a scrivere delle mie esperienze, no? E vedevo che venivano ricondivise, tanto che hanno cominciato a chiedermi di renderle pubbliche. E allora ho aperto questo blog su WordPress che si chiamava Mamma di Merda. E lì ho cominciato a buttare tutto quello che scrivevo. Qualche mese dopo, io e Sara ci conosciamo da 17 anni praticamente, e anche lei scriveva sul suo Facebook parecchio, aveva questo Io ero in stile. pieno burnout, io avevo una bambina di 10 mesi. Per la prima volta in vita mia ho provato delle crisi d'ansia, attacchi di panico, ma non l'ho neanche riconosciuto. Ho detto, boh, lo so, secondo me sto semplicemente impazzendo. Ecco, è successo, lo sapevo, doveva succedere. E lei è arrivata lei, mi fa, ma dai, ma vedo quelle cose che scrivi, vieni. Ho detto, senti, non hai capito, a me adesso mi fanno un TSO, prendi i miei contenuti e fanne quello che vuoi. E quindi poi inizialmente, tra l'altro, avevo cooptato anche una terza MDM3, e anche lei aveva questo stile molto, molto dissacrante, molto ironico, e quindi scrivevamo, e la cosa poi è cresciuta, poi MDM3 ci ha abbandonato così dal giorno alla notte, e È siamo rimaste cambiato io e proprio Sara. nazione, è significativo secondo voi? È cambiato nazione proprio e mi è andata via, lontana. Però per esempio, ecco, una cosa di MDM3 che lei non avrebbe mai voluto rivelare la sua identità pubblicamente perché aveva paura del giudizio, in primis del suo compagno e poi di tutti gli altri. Cosa che invece noi in modo molto incosciente non abbiamo mai temuto, perché noi pensiamo di aver fatto del bene in realtà, perché questo è quello che ci è sempre stato rimandato dalle persone che abbiamo incontrato sul nostro cammino. Noi abbiamo solo avuto messaggi attestati di stima, perché non è una minaccia raccontare le cose in un modo più vero. E quindi se è così se questa è la realtà non può essere qualcosa insomma, di condannabile, no?
Perché lei addirittura diceva no, perché se poi lui potrebbe usare contro di me, ma che cosa può usare contro di te? Cioè, che cosa? Il racconto di quello che ti è successo, sul quale stai ridendo, tua figlia sta benissimo, è una bambina amata, cioè non è che il fatto di raccontare il nostro momento di imperfezione ci renda poi colpevoli di qualcosa, perché è così per tutti, no? È solo squarciare il velo dell'ipocrisia, che, e forse noi siamo state coraggiose, ma in modo totalmente incosciente, perché per me non è una nota di merito, non so come dire, cioè non ci vuole coraggio a raccontare la realtà. Eh. Però vedi che torna questo tema, no? Del giudizio anche del proprio partner e anche dell'uso, no? Cioè dell'uso che altri possono fare di un tuo momento di debolezza contro di te. Cioè questo è un altro aspetto, cioè come dire, che anche all'interno delle tue relazioni importanti non tutti si fidano che quello che tu consegni all'altro non venga usato poi contro di te o che non venga poi usato male. E questa è una grossa partita per cui tante persone non riescono a svelarsi e non riescono neanche a essere se stessi, perché se coltivi queste paure non puoi essere te stesso. Però chiediti se hai paura che il tuo compagno usi contro di Brava. te un episodio della Cioè, vostra con vita. chi dormi la Chiediti sera, con Infatti. chi capito? stai, chiediti qual è il tuo livello di fiducia nei suoi confronti, cioè è molto Certo. grave, no? E poi per carità, magari preservi la tua famiglia perché nella tua mente, no? Però porca miseria, non ci vivrei 5 minuti io in una situazione così. Sì, cioè, anche perché non è che stai spacciando droga a livello internazionale che devi Mm. tenere nascosta la cosa, cioè questo è il trovarsi, ma anche su quello che è un modo del costruire una famiglia, forse famiglia proprio, l'abbiamo detto più volte stasera, è sulla dinamica relazionale che si crea al di là di classificazione e organizzazioni. Se non c'è una dinamica in cui mi posso rispecchiare internamente, forse veramente Sì. si è vittima di Sì, un'idealizzazione forse che lì diventa diventava un po' da interrogarsi su quale tipo di relazione col proprio partner. Però sì. e forse ha preferito cambiare nazione per quello. Colpa nostra. Faccio una No, beh, diagnosi in 2 secondi, così, visto? No, mamma piuttosto di che merda. interrogarsi sulle proprie relazioni, uno dice: "Vabbè, cambio aria". Cambio tutto, Sì. cambio tutto. Beh, ma mamma di Cambio, merda non più che sarebbe altro mai cambio il stato. setting, perché poi in Esatto. realtà erano le stesse persone. Però Mamma di merda non sarebbe mai stato ciò che è diventato se lei fosse rimasta, ovviamente, perché lei non sarebbe mai stata consenziente, no, nel fare, avremmo dovuto fare delle scelte diverse probabilmente. Beh sì, più diciamo conservative per certi aspetti, no? Avete scelto di essere atipiche, ecco, sostanzialmente. Infatti stavo pensando In alle questo scelte più senso. tradizionali. Esatto, sì, i nuovi modelli di social, esattamente, in questo. Esatto, tanto A me interessante. è rimasta una curiosità, Alessandra, perché mentre si parlava stasera di questi vari aspetti, di queste varie configurazioni, noi ci siamo giustamente occupati soprattutto del vissuto, diciamo, di parte genitoriale, mettiamola così, quindi di questa. Però io penso in questo momento ai figli, ai bambini, alle bambine che crescono appunto in questi contesti con questi genitori a volte impauriti, a volte confusi, a volte vittime di idealizzazioni di terzi che vengono poi, che invadono il campo e che arrivano a Natale, fuori di Natale, in tutti i vari momenti. È una cosa che mi stupisce perché poi anche dai racconti che sono emersi di Francesca, di tutti gli altri, si potrebbe dire che a volte i nostri figli riescono a, come dire, a crescere nonostante noi, nel senso che tutto sommato riescono ad adattarsi a questo tipo di situazioni e elaborare. Che cosa può aiutare un bambino, una bambina a crescere stando abbastanza sufficientemente bene? Parliamo spesso della mamma sufficientemente buona, ma anche del figlio che può stare sufficientemente bene. Che cosa possiamo fare per aiutare questi figli a crescere nonostante noi? Nonostante noi. Sì. Vabbè, diciamo che i bambini, allora io non a caso mi occupo molto di bambini, anche di bambini piccoli, perché intanto c'è lo sviluppo, c'è la crescita, hanno un sacco di risorse anche per conto loro.
Quindi diciamo, gli adulti sono fondamentali, però i bambini sanno anche, come dire, hanno la vita dentro di loro e ci sono i processi di sviluppo, ci sono i contesti che frequentano, quindi hanno una spinta verso la vita e verso il benessere, quindi quella non dobbiamo dimenticarcela, per fortuna. Mi viene da dire che, forse, ma è un tema difficile, l'idea di una rete, cioè l'idea di una rete allargata e di più adulti a cui fare riferimento. Questo può aiutare un pochino, no? Un po' ce lo raccontavamo anche tra di noi, no? Aver avuto dei nonni, delle nonne, ma nonni veri, nonni finti. Adesso per esempio si usa, no? Che quando frequenti tanto una persona, conosci i loro bambini, ti chiamano zio, zia, no? Perché c'è quella confidenza. Cioè, forse un tema è anche quello che allora, avere degli adulti stabili, significativi, coerenti, presenti, ovviamente è una partita, però appunto, come dicevi tu Luca, questi adulti possono essere confusi ogni tanto, possono essere appunto un po' fuori dalle righe, un po' fuori dai giochi in certi momenti. Quindi il bambino può avere però altri riferimenti, che possono essere appunto i nonni, se c'è una famiglia vicino, ma possono essere anche, non so, gli educatori del nido o della materna, può essere qualche insegnante che dà delle indicazioni, che aiuta il bambino quando ha bisogno di alcuni aspetti. Da più grandi ci possono essere, io dico sempre, quegli adulti intermedi, no? Per esempio, non so, l'allenatore, piuttosto che il capo scout, piuttosto che, no? Che non sono proprio adulti come i genitori, ma non sono neanche ragazzini come te. Quindi è quella via di mezzo tra l'essere come loro e il voler arrivare all'età adulta. Cioè avere una rete di riferimento, ecco. Infatti in questo senso, quello che secondo me noi dovremmo fare un po' di più è fare rete su quelle che sono le famiglie che in questo momento noi consideriamo famiglie atipiche e che rischiano l'isolamento. Perché sull'isolamento poi aggiungi fragilità. Cioè la coppia da sola che non abbia una rete in una città che magari non è la città di riferimento dei due genitori, senza i nonni vicini, cioè fa fatica. Quindi probabilmente noi dovremmo, come dire, essere più bravi, per noi intendo, sia da un punto di vista professionale, sia per quello che è la rete della società civile, creare appunto dei contesti in cui genitori e bambini abbiano più punti di riferimento. Perché quella io la vedo come una fragilità grossa. Una genitorialità allargata, potremmo definirla. Sì, cioè dove tu hai i tuoi genitori, hai la tua Sì, casa, sì. però se va male, se c'è qualcosa che non va, hai qualcuno a cui chiedere qualcosa, no? Per esempio, io sono cresciuta in una famiglia abbastanza tradizionale, non proprio anni 50, diciamo, da un punto di vista dei contenuti, ma come struttura abbastanza tradizionale. Cioè, io mi ricordo che per dire, non so, se è una cosa banale, se i miei genitori la domenica pomeriggio volevano andare a fare il giretto, che ne so, in piazza, io mi annoiavo, dicevo no, io vado dai nonni. Cioè, banalmente, non mi serviva niente di emotivo, di affettivo, ma semplicemente avevo una scusa per non uscire con loro se non ce n'avevo voglia. Ecco, cioè, quindi è chiaro che io intendo per nonni, intendo qualcuno che sia a portata di bambino e che possa anche sostenere i genitori se ne avessero bisogno, perché anche gli adulti possono avere bisogno un po' di sostegno. Quindi questo lo credo il fattore più difficile in questo momento, data anche come è un po' organizzata la nostra società, no? Dove ci sono tante famiglie trapiantate, tanti... Per esempio dove ci sono anche, adesso si aprirebbe un'altra serata, dove per esempio ci sono anche tanti genitori anziani con nonni anzianissimi. E quindi ce li hai magari vicino, ma li devi accudire, non sono loro che accudiscono te, ma sei tu che accudisci sia i piccoli sia gli anziani. Ecco. E questa è una fatica enorme, soprattutto in una situazione come questa, perché effettivamente, questo l'avevamo messo nella nota stampa di accompagnamento, uno dei temi è che noi una cosa che effettivamente pur nella apparente tipicità e particolarità, però effettivamente i vecchi modelli avevano, era una presenza di reti orizzontali significative. Le famiglie avevano 4, 5, 6 figli, c'erano tutta una serie di cugini, cognati, fratelli, sorelle, quindi c'era questo sostegno orizzontale nelle difficoltà, nei passaggi difficili della vita, comunque più o meno conflittuali o problematici, comunque garantivano un minimo di rete. Adesso abbiamo spesso nuclei familiari formati da
figli unici che si sposano con altri figli unici, che fanno figli unici, in cui tutti i rami orizzontali degli zii, cugini, cognati, eccetera, vengono persi, e questo ci rende effettivamente molto più soli, fragili, sia nei confronti del supporto alla generazione precedente che a quella successiva. Questo può veramente rendere più difficile quel creare il villaggio che si segnava prima, e allora devono diventare, come dire, cugini non di sangue ma di relazione, Sì, di cognati non scelta. di sangue ma di scelta. Insomma, Sì. noi parliamo, io intanto Ma parlo ci della famiglia di sono scelta. banalmente dei motivi pratici. Io sono una di quelle che non ha nessuna rete, sono dei motivi molto pratici per cui tu hai quotidianamente tutta una serie di incombenze che o fai tu o fai tu, o fai tu o fa il compagno, cioè non esiste che tu possa far tardi per prenderli a scuola se quel giorno dovevi andare tu perché il tuo compagno è dall'altra parte della città a una riunione. Cioè tu muori, piuttosto devi morire per strada perché non hai un'alternativa, no? Così come questa è banalmente l'uscita di scuola, però ci sono, immaginate quanti milioni di situazioni in cui cioè, tu vivi in una richiesta, in una performance costante e non c'è nient'altro. Cioè tu come persona adulta è molto difficile, cioè lavori quando non ci sono loro e quando ci sono i figli o comunque quando non ci sono loro tu organizzi tutto ciò che riguarda loro e non c'è nessun altro. Quindi siamo veramente molto soli, cioè fai figli e poi sono tutti fatti tuoi, ecco. Sì. Questo lo trovo E un come po'. stai, perché poi ovviamente tu vivi così e devi cercare di stare bene, perché poi tuo figlio non è che può percepire la fatica improba che tu stai facendo o la voglia di fare una tuo compagno, anche solo per parlare senza essere interrotti. Cioè sei in performance costante praticamente. Quindi Sì, l'altra cosa che anche questo aprirebbe uno scenario interessante secondo me è che, diciamo, l'idea di avere dei figli e di essere degli adulti e di avere una, come dire, una prima generazione che aiuta, no? La seconda generazione e poi la terza, essendosi spostato tutto, perché ci sono molti genitori che hanno bambini in un'età, diciamo, che è più avanzata anche qui rispetto, per tutta una serie di motivi che non sono soltanto il fatto che non si trova lavoro, che non si vuole uscire di casa, anche il fatto che da un punto di vista sanitario noi sappiamo che la fertilità si sta modificando, che ci sono tanti tipi di patologie anche nuove, no? Rispetto al fatto di avere bambini e di averli presto. Quindi c'è anche questa cosa particolare per cui, diciamo, in un'età in cui bisognerebbe iniziare, tra virgolette, a invecchiare, si hanno figli piccoli e genitori molto anziani, quindi non ci si può prendere cura di sé, ma ci si deve prendere cura di tutte e due le generazioni, cioè i propri genitori o i propri suoceri, diciamo così, che stanno invecchiando, si stanno ammalando, sono meno autonomi, e i propri figli che sono ancora bambini, laddove invece naturalmente, diciamo, questa cosa, questo sì, negli anni passati accadeva quando tu avevi figli adolescenti, quindi i figli adolescenti che cominciavano ad avere autonomie e che quindi non dovevi più accompagnare, venire a prendere, cioè si cominciavano a organizzare, e allora tu un pochino ti badavi a te stessa e un po' ti occupavi, diciamo, degli anziani. Invece adesso c'è anche un po' questo tema per cui praticamente ci sono 3 funzioni di cura, 3 funzioni genitoriali in contemporanea, quindi verso i piccoli, verso se stessi e verso gli anziani, e forse è un po' troppo, però è una tendenza rispetto alla quale non è che si possa fare molto, perché il fatto, come dire, che l'età... oddio, un pizzico di welfare potrebbe aiutare. Sì, no. Questi che... Sì, certo. Certo, no, stavo pensando noi come singoli, no? Nel senso che il fatto che l'età media di nascita del primo figlio si sia alzata ormai è una tendenza, indietro difficilmente si torna, non so come dire. Sì, Quindi sì, chiarissimo. ci vorrebbe un contesto che accoglie, no? Diversamente. Ma io, per Sì. esempio, io anche ho comunque dei suoceri lontani, ho i miei genitori che però sono ancora giovani invece e lavorano e hanno degli impegni, quindi difficilmente possono arrivare, cioè
vanno magari una volta alla settimana a prendere i nipoti, però è una cosa che va pianificata, comunque c'è sempre un impegno che viene fuori all'ultimo. La soluzione che ho trovato io è stata quella di fare rete con gli altri genitori della scuola, e quindi c'è questo gruppo che si chiama Sulla stessa barca, in cui c'è questa zattera nei flutti, e c'è questo scambio disperato di un giorno per un altro: ma domani chi prende chi? Allora poi chi c'è? Ed è così, ce li palleggiamo. Io raramente ne ho solo 2, io spesso ne ho 4 di bambini. E poi, oppure 0, spesso ne ho 0 perché poi magari non è il mio turno, quindi ho trovato questa soluzione, e son genitori anche molto diversi da me, persone con cui io magari non uscirei a cena, per dire, no? Però i bambini stanno bene, abbiamo trovato un modo di scambiarci, ed è stata la nostra risposta a una mancanza di altro, Ma sicuramente. infatti, ecco, questa è una cosa che sottolinei che mi piace molto, cioè il fatto che probabilmente quando si entra nel tema della funzione genitoriale, la rete, cioè una rete personale che uno se può coltiva, se può no, ma tu dicevi probabilmente queste sono persone con cui non uscirei a cena, ecco, ma perché lì entra un altro tema. Che ora lo sanno, peraltro, Che li ora lo salutiamo sanno, per infatti, sempre. Grazie, è stato bello ma lei è essere nella tranquilla, stessa abbiamo barca. capito che lei su queste cose è tranquilla, quindi non c'è problema. Siamo mai usciti a cena, raga? Quindi. Infatti, probabilmente neanche loro uscirebbero con te, quindi vuol dire che anche tu Appunto, è reciproco probabilmente. Ma io vi voglio Esatto. bene, vi stimo, vi adoro, senza di voi non potrei vivere. Però, Non è dato vero, di è solo fatto. perché le tenete le figlie. E Non vi viceversa, offrirebbe però. un caffè. Non è vero. Ho detto Vi ha cena, mai non offerto un colazione. caffè? Sì. Non credo. Fatevi Comunque due manco mi domande. seguono, secondo me, quindi. Peraltro, vedi. Sì. Però No, però è effettivamente sono interessante famiglie. questa cosa, no? Che si dovrebbe entrare o si dovrebbe aiutare i genitori a costruire una rete sulla funzione genitoriale, capito? Non esclusiva, ma che non necessariamente ricombacia con la propria, come dire, rete personale. Perché anche lì, per esempio, è Esatto. difficilissimo. Tantissime persone, per esempio, hanno figli, ma facevano parte di una rete amicale, per esempio, di gente che non ha avuto figli, che ha fatto altre scelte, quindi ti trovi solo con questa roba nuova e nessuno è come te, nessuno è simile a te. Quindi è proprio come uno spostamento di livello. Per cui è su questo un po' che bisognerebbe anche buttarsi di più. Sì, famiglie funzionali potremmo definirle così, cioè il darsi la mano a vicenda tra nuclei familiari che magari appunto non hanno reti naturali di supporto particolare, si ritrovano tra di loro, si scelgono, potremmo dire, tra di loro. Sì. Guarda, è un tema su cui tra l'altro sento di potermi riconoscere perché, ad esempio, questo lo viene anche per me, insomma, quello che ti raccontava Francesca, appunto, con mio figlio, con altre famiglie che sono in situazioni analoghe e su cui c'è questa società di mutuo soccorso, potremmo definirla così, di automutuo aiuto, in cui sostanzialmente si fa una surroga di quelle che magari decine di anni fa sarebbero state famiglie di fratelli, zii, cugini, eccetera, che può entrare in campo. Questi sono temi che sono anche legati, questi sono nuovi modelli genitoriali. Di solito si discute del nuovo modello genitoriale e dell'impatto sulla crescita in riduzione, no? La famiglia monogenitoriale, le separazioni, eccetera. Questo però in un certo senso è in un senso lato un altro modello di nuova genitorialità, cioè questa genitorialità a volte diffusa in queste reti informali, in cui non è la genitorialità diffusa, ma una parte della funzione genitoriale che necessariamente si diffonde. Altri temi di riflessione. Inoltre a me le case piene di bambini piacciono, quindi a me quando ne ho Ne ho 4 o giusto 5 che una qui vengono a da pranzo, ma Guarda, infatti tua Francesca, figlia da anche me qua è ce n'è un venuta varie po' volte, scomodo. perché a me piace, no, questa cosa, cioè quando ne ho 2, se ne ho 3, ne ho 4, 5, facciamo festa, è ancora più bello, no? Oppure 0, ecco, per me anche 0 mi piace molto. Direi ami gli estremi, come dire. Esatto. Ti sei Bene. focalizzata sugli estremi.
Beh, anche stasera direi che abbiamo messo parecchia carne al fuoco come riflessioni, e state delle riflessioni proprio interessanti, belle, piacevoli su quelle che sono proprio le linee di sviluppo di questi contesti sociali della genitorialità che sono interessanti. Infatti, aspetta che commentano, un ultimo commento in arrivo. Esattamente, i genitori naturali sociali infatti stanno commentando alcune persone appunto su questo, insomma, la solidarietà tra famiglie, il facilitare questa sorta di welfare informale che si viene a creare appunto nelle situazioni in cui un welfare strutturato è, ahimè, assente, questo lo si può sottolineare, insomma. Faccio la mia piccola nota polemica, insomma, dai, mi sono trattenuto, non ho fatto note polemiche, però effettivamente nel momento in cui gli istituti scolastici non forniscono attività di doposcuola, in cui uno dei due genitori, non ci sono nonni, non ci sono reti orizzontali, uno dei due i genitori lavorano, come si gestisce la situazione? Ecco, l'assenza di queste forme di welfare sociale spesso appunto obbliga poi a costruire in maniera più o meno resiliente queste reti informali che vanno a surroga di quello che si auspicherebbe sarebbero anche funzioni più socialmente e istituzionalmente condivise. Però stasera appunto tanta carne al fuoco, tante riflessioni. Io mi porto a casa appunto la qualità della relazione, non importa chi o come, ma importa la qualità di come si sta e quello che si riesce a costruire, che forse questi modelli del mulino bianco appunto erano idealizzati anche quando esistevano, potremmo dire così, e non sono mai stati così come ce li siamo immaginati o come una parte di noi ha bisogno di immaginare che siano, insomma, questo modello ideale che forse sogniamo per noi, e per noi come figli, per noi come genitori, ma che forse in realtà non è né così ideale né così reale. E il fatto che veramente forse, come dicevi tu Alessandra, mi piacerebbe proprio chiudere sulle parole con cui tu hai iniziato, cioè che il titolo Nuovi modelli genitoriali lascia in parte il tempo che trova, nel senso che sono tanti modelli genitoriali, nuovi, vecchi, in evoluzione. Forse è un termine che non descrive pienamente quella che è la complessità a volte cangiante e cicli e ricicli che tornano continuamente delle modalità di organizzazione della vita, di relazione, del modo in cui costruiamo questi contesti di cura tra noi e con i nostri figli. Io veramente ringrazio tutti per questa serata piacevole passata insieme, la registrazione ovviamente rimane a disposizione, insomma, poi queste vediamo che vengono riviste molto di frequente nei giorni successivi, quindi insomma, la nostra chiacchierata permarrà e poi la metteremo anche nelle aree riservate dei nostri siti. E io voglio innanzitutto ringraziare come sempre Sara e Francesca e stasera appunto Alessandra Simonelli che è stata ospite speciale e graditissima, insomma, ripenseremo anche a ulteriori occasioni di incontro con noi, insomma, con noi, perché veramente grazie mille Alessandra di averci portato questo tuo portato, questa tua osservazione, queste tue riflessioni. Insomma, grazie a voi, a me fa sempre piacere discutere su questi temi perché più se ne parla e più si esorcizzano, no? Assolutamente, assolutamente. Il parlarne serve, il non parlarne che crea mostri, che crea ansie, che crea fantasmi, insomma, che vanno affrontati. Quindi grazie a tutti veramente e noi ci vediamo fra 2 settimane per il quarto e ultimo incontro della webserie con la dottoressa Francesca Pergolizzi, una psicoterapeutica sistemico-familiare che per i non psicologi significa appunto una psicoterapeuta che si occupa di dinamiche della famiglia più o meno conflittuali. E come tale, sempre con Sara e con Francesca, andremo a chiudere questo primo ciclo di riflessioni sui genitori imperfetti e poi vedremo che altri sviluppi dare in seguito a questo tipo. Ecco, mettiamo anche questo commento che mi sembra assolutamente ottima sintesi finale. Esattamente, Tiziana, Grazie, è sempre la Pozzoli. È sempre la Pozzoli, esattamente, che a questo punto si è resa... Pozzoli la facciamo venire al primo banco la prossima volta perché lì in fondo veramente è indomabile. Disturba, chiacchiera. Esatto. Va bene. Allora, grazie a tutti e alla prossima. Prossima. Grazie, Buonanotte. Grazie. Ciao Luca. Ciao Alessandra, grazie ancora. Arrivederci. Ciao, arrivederci.